Vittoria interna per il Pomezia di Andrea Bussi che batte la Polisportiva Giovanni Castello al Comunale di Via Varrone per 3-0 con 3 gol, tutti quanti arrivati nella ripresa. Vittoria importante da parte dei rossoblù che staccano così la più immediata all'inseguimento di un play-out, di una possibile salvezza diretta. Prima occasione da gol da parte della Polisportiva G Castello in diagonale, poi colpo di testa di Touré che termina lontano dai pali. Altra occasione in favore della formazione ospite nel giro di 20 minuti, palla sull'esterno della rete, Pomezia che prova a svegliarsi con questo calcio di punizione bloccato dall'estremo difensore della formazione di Giorgio Cantisano. Compagine ospite che si rende ancora pericolosa all'interno della prima frazione di gioco, batti e ribatti in area di rigore, sventato da parte del Pomezia che prova a portarsi in vantaggio con questa conclusione dal limite da parte di Puricelli di destro, palla alta sopra la traversa. Il match cambia all'inizio del secondo tempo. Prima conclusione deviata in calcio d'angolo dall'estremo difensore Cappiello dei padroni di casa, poi Taraburelli viene espulso per doppia munizione con il Pomezia che resta in 10, Deste serve sull'asse in verticale di sinistra, palla in area di rigore per Roberto Esposito che controlla con il destro e con il sinistro in diagonale mette in rete 1-0 in favore della formazione rossoblù con Balletto da parte del numero 7 dei padroni di casa. Giovanni Castello che prova allora a reagire con ancora il Pomezia in posizione pericolosa, ancora assist di destro di Roberto Esposito per Stefano Deste che con il sinistro coglie la traversa piena. Pomezia che proprio sull'asse di destra fa male alla Polisportiva Giovanni Castello che concede un autorete al minuto numero 23 per il 2-0 che congela così punteggio e risultato. Pomezia ancora pericoloso in seguito a questo calcio di punizione con il destro Mura, l'estremo difensore della Polisportiva G Castello, ancora la formazione di Andrea Bussi, sempre sulla zona di destra con Colaiacovo in diagonale al 36esimo, chiude direttamente i giochi. Pomezia 3, Polisportiva Giovanni Castello 0. Padroni di casa in inferiorità numerica che rischiano anche il quarto gol, questa volta è Muroschi dopo questo pallonetto a provare il diagonale di destro, palla che termina sul fondo, ultima chance della partita proprio per la formazione ospite, cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa, parata in bello stile da parte di Cappiello, poi dopo il recupero per il direttore di gara può bastare qui.